complesso di San Vito e Santa Lucia è composto da due chiese contigue integrate negli edifici comunali di Treviso. San Vito, menzionato già nel 981 in un diploma dell'imperatore Ottone II, era legato al monastero dei santi Ilario e Benedetto. Dell'antica chiesa di San Vito rimangono la parete orientale e la cappella del Redentore, databile fra l'XI e il XII secolo. Nel XVI secolo l'edificio fu ampliato per ospitare i depositi del Monte di Pietà. Santa Lucia, fondata nel 1355 come la chiesetta di Sancta Maria ad Carceres, accanto alle carceri medievali, venne integrata in una nuova chiesa nel 1389 per commemorare l'annessione di Treviso a Venezia. La chiesa ha una struttura particolare che ricorda un mercato coperto. La cappella del Crocifisso, affrescata da un artista della scuola di Altichiero, presenta scene della Passione di Cristo e il giudizio finale. Sulla parete di fondo vi è l'affresco della Madonna del Paveio, con angeli di Tommaso da Modena, che simboleggia la salvezza attraverso la risurrezione. Gli affreschi delle navate illustrano le vite di Sant'Antonio Abate, San Cristoforo e San Giacomo. La cappella del Redentore, affrescata da Ognibene da Treviso, collega Santa Lucia a San Vito. Qui è presente una pala raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Vito, Modesto e Crescenzia. Notevole il tabernacolo gotico del 1363 e il crocifisso ligneo di Francesco Terilli. Il soffitto è ornato da un grande telero seicentesco di Antonio Zanchi e la controfacciata ospita un organo settecentesco.